progettualità, di programmi, però noi siamo una regione che paga 21 miliardi di tasse all'anno e vorremmo vedere diminuita la pressione fiscale, è al 68,5% oggi e gli imprenditori sono degli autentici eroi. E poi lavorare sul cuneo fiscale in modo tale che i lavoratori abbiano più soldi in busta paga. Renzi ha detto 10 miliardi subito dalla riduzione del cuneo fiscale. Fatti. Ma guardi, noi ne avremmo almeno 30 di miliardi se tutta Italia fosse obbligata a vivere in maniera virtuosa come il Veneto, magari mettendo già in discussione 500.000 posti di lavoro nella pubblica amministrazione in giro per l'Italia, visto e considerato che i parametri sono quelli. Dico anche che io penso che debba essere posta la questione del Sud, ci sono delle regioni che sono tecnicamente fallite, il che non vuol dire abbandonarle, ma vuol dire accompagnarle in un processo di virtuosità. Dai sindaci sul patto di stabilità richieste di sbloccarlo e dal Premier che promesse? Il patto di stabilità è un'invenzione tutta italiana e noi come Regione del Veneto, come amministrazione abbiamo 1 miliardo e 300 milioni bloccati e con l'ultimo paga debiti lo Stato ci presta 1 miliardo e 4 che è al 3,5%. Il nostro 1 miliardo e 3 è fermo lì in banca a Roma e non frutta nulla. Primo giorno di scuola per Renzi che è andato in una scuola, che voto diamo o aspettiamo il fine quadrimestre? I voti a inizio anno non si danno, li si danno quando arrivano le pagelle, quando arrivano le pagelle se uno non studia, non produce sono dolori, ovvio no? Lei che speranze ha? Io ho le speranze che hanno tutti i cittadini che si vedano risolti i problemi e questa è una partita importante. Penso anche che noi abbiamo delle virtuosità che debbano diventare, questo l'ho detto a Renzi anche nell'incontro privato, che debbano diventare occasioni di laboratorio a livello nazionale. Si approfitti del Veneto per fare azioni di laboratorio, di buone pratiche da mutuare a livello nazionale. Governatore, avete parlato del Salva Venezia? Non abbiamo parlato del Salva Venezia, però so che il Salva Roma vale 450 milioni di euro. La nostra alluvione, della quale ho parlato, vale una cifra uguale, per cui penso proprio che il Salva Roma se la deve andare, quantomeno. Presidente, si parla poco dell'agricoltura. Il tema dell'agricoltura è un tema importante, visto e considerato che è un tema che crea occupazione, che sta coinvolgendo a 2 cifre i giovani a livello nazionale e che diventa per noi un brand da esportare a livello mondiale. Lo dico da ex ministro dell'agricoltura, visto e considerato che i nostri prodotti tipici vanno al pari passo del fashion e quindi di tutto quello che è la moda e il made in Italy. Presidente, scusi, a tavola Mise per eletti, ma sono